insomma, il risultato, sapevamo che era un campo difficile, che era una partita difficile. Il risultato di ieri di Leno probabilmente non ci ha aiutato, perché è subentrato una sorta di, forse, rilassamento incontrollato. Non voglio dire rilassamento, che è la parola sbagliata, però una tranquillità che forse ci ha un po' danneggiato. Ma questo è probabilmente il risultato di una squadra molto giovane che dovevamo cogliere oggi l'occasione e non siamo stati capaci di farlo. Stiamo pagando un po' di stanchezza, sicuramente le tante assenze. Le nostre punte di diamante, che sono Soldi, Parisini e Riccardi, un po' oggi hanno giocato sottotono e ci sono mancati sicuramente i loro gol. Un po' la nazionale, un po' gli acciacchi che i ragazzi, insomma, stanno così non trascurando, ma stanno cercando comunque di dimenticare, e giocano anche un po' acciaccati, e il risultato è giocare non al 100% in un campo difficile già di suo. Qualsiasi squadra contro la prima in classifica cerca di fare risultato, e noi abbiamo giocato un po' col freno a mano tirato. Siamo rimasti fino all'ultimo punto a punto, ma con tutto quello che abbiamo sprecato il secondo tempo, tra contropiedi, rigori, pali e traverse, probabilmente il risultato è giusto, hanno meritato di più loro e noi non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Avevamo un jolly, ce lo siamo giocati, abbiamo ancora altre 2 carte da giocare, non semplici, né quella in casa, soprattutto quella fuori casa a Molteno, tant'è vero che Molteno ieri sera ha battuto Leno. Dobbiamo cercare di ricompattarci, leccarci un po' le ferite, guardare dove abbiamo sbagliato e cercare di fare il risultato pieno nelle prossime 2 partite. Non c'è altro modo per non buttare via un campionato che solo noi possiamo buttare via. Il primo tempo già è partito molto male, troppo male. Io non so perché, forse è stata la paura o forse semplicemente la troppa superficialità di gioco, non lo so. Però non doveva andare così e noi l'abbiamo buttata questa partita. Dopo, secondo tempo, siamo entrati, io avevo voglia di giocare e anche i miei compagni. Cazzo, siamo andati su, di 2 è continuata la partita, non so, è successo ancora un calo, qualcosa, siamo scesi e abbiamo buttato ancora la partita. È finita male. Certo che dà ancora speranza, anzi dà più voglia adesso questo risultato di fare ancora tanto in allenamento e di portare a casa le prossime 2 partite che sono molto importanti, e noi dobbiamo per forza vincere, dobbiamo per forza andare in A1, perché non si può buttare un anno di lavoro e di sacrifici così per una partita stupida e inutile. Beh, noi ci aspettavamo che la partita fosse così tesa, però un po' per la stanchezza, un po' per gli infortuni e i punti di riferimento tipo Esposito, Sirani, che sono mancati, quelli che avevano più esperienza sono mancati secondo me in questa partita qua. Meno male che almeno una cosa l'ho fatta. Innanzitutto ho detto che dovevo fare meglio dell'esordio di sicuro, poi ho detto che adesso se non la parro rischiamo di perderla, quindi devo pararla per forza. Poi si intuiva che tirava lì e gliel'ho parata. E rimedieremo e ci credo. E vinceremo questo campionato e ci credo.